nostro Paolo offshore. Capresi, che si trova ad Agrigento, proprio a ridosso della Valle dei Templi, dove peraltro, Paolo, se il tuo operatore non lo so, riesce a girare la camera e ci fa vedere quello che molte foto, molte cartoline che arrivano da lì ci mostrano, e cioè la Valle dei Templi con all'orizzonte le pale eoliche. Paolo. Guarda Simona, guarda Simona, qui davanti il nostro operatore è un po' lento oggi, Robertino, per cui Però sarà ci sta una facendo vedere un difficoltà. bel panorama, quindi va bene. Andiamo a vedere, andiamo a catturare queste pale eoliche. Guarda proprio, qui abbiamo il tempio, vedi il tempio. Che meraviglia. Questa è la Valle dei Templi e qui a pochi chilometri, se Robertino ce la fa, ma è lento Simona, sulla destra qui abbiamo 3 parchi eolici enormi. Qui si vedono poco, stamani c'è anche la foschia a darci una mano, però qui ci sono pale eoliche dietro, sopra la montagna e anche alle spalle del tempio. Praticamente se andiamo a farci una foto ricordo davanti a uno dei templi, noi ci troviamo dietro le pale le eoliche. vediamo. Quindi ecco, le vediamo bene? Sì, le vediamo bene perché il nostro operatore, che è lento ma è bravo, riuscirà a farcele vedere ora. La trasmissione Morning News è andata in onda lo scorso 25 agosto sulla rete Mediaset di Canale 5, ove si discuteva delle pale eoliche che avrebbero deturpato Agrigento e la Valle dei Templi, che sappiamo distano in territori limitrofi della nostra città, circa 10-15 km, sta creando non pochi problemi per il tipo di informazione che è stata data dalla città. Tal riguardo l'assessore alla cultura di Agrigento, Costantino Ciulla, ha avviato una richiesta di azione legale per la difesa dell'immagine della città. La storia si ripete, afferma Ciulla, non è più possibile continuare a denigrare così la nostra città, restare indifferenti, favorendo il ripetersi di situazioni analoghe. Conoscono e tutti conosciamo le ataviche criticità della nostra amata terra, non possiamo però permetterci e più permettere a chi che sia di strumentalizzare e mistificare la realtà dei fatti. Ancora di più sono amareggiato, continua Ciulla, per l'imbarazzante comportamento degli agrigentini presenti in trasmissione, che non hanno speso una sola parola a difesa di quanto erroneamente presentato dal giornalista e mostrato nelle immagini, che certamente sono state registrate con strumenti di altissima qualità e ottimi teleobiettivi, ma al contrario hanno continuato ad amplificare un fatto inesistente. E sempre in merito alla trasmissione di Canale 5 interviene anche il primo cittadino Francesco Miccichè, affermando come sono indignato perché mistificate la realtà e buttate fango su Agrigento e presentate Agrigento in maniera distorta. Dichiarazioni incredibili a detta del sindaco che vengono fatte sulla nostra città, del tipo: se facciamo una foto davanti alla valle, ai templi, ci troviamo le pale eoliche, oppure pale eoliche a ridosso della valle, o ancora Matteo Messina Denaro investiva ad Agrigento sulle pale eoliche. Il sindaco afferma nella sua nota che non esistono pale eoliche a ridosso della Valle dei Templi che fanno un grave danno alla città. Sullo spazio televisivo interviene anche Alessio Lattuca, uno degli ospiti della trasmissione, in collegamento insieme a Claudio Lombardo e Fabrizio Raso. Lattuca, in rappresentanza del Movimento per la Sostenibilità Ambientale, attraverso una PEC inviata al centro di produzione di Mediaset, chiede uno spazio al fine di poter liberamente manifestare il proprio pensiero ed esprimere il proprio punto di vista. Si tratta per Lattuca di una grave questione di lesione del mio diritto e della mia reputazione, unitamente a quella del movimento che rappresento. Mi è stato impedito dal giornalista Capresi, dopo avermi posto la domanda su cosa pensassi delle pale eoliche, mi ha interrotto e impedito di definire il mio pensiero, togliendomi le parole. Pertanto si chiede, conclude Lattuca, necessario un chiarimento al fine di fugare ogni equivoco e dubbi, come impone la democrazia. Anche il Codacons di Agrigento interviene in merito a More News di Canale 5, inviando una lettera a PEC a Simone Branghetti della trasmissione per contestare le gravissime affermazioni fatte dal vostro giornalista inviato ad Agrigento sulle pale eoliche. Non è possibile sentire affermazioni quali quelle fatte da un vostro giornalista, secondo cui le pale eoliche, riprese con uno zoom potentissimo da un punto ben più alto del Templi, sarebbero sovrastanti proprio la valle, patrimonio UNESCO. Le pale di cui si parla, afferma il Codacons, sono situate in territorio di Siculiana, distante da oltre 10 metri dalla valle,
valle non sono in alcun modo visibili dai templi stessi, come non lo sono dalla Scala dei Turchi. Si tratta di mistificazioni che hanno stancato la nostra città, pertanto l'associazione Codacons di Agrigento chiede un contraddittorio con gli stessi rappresentanti per la salvaguardia del buon nome della città.